Parte la seconda edizione dell'evento Gran Noè, la storica rassegna rinata nel 2009 dedicata al vino friulano. L'agenzia Turismo FVG organizza l'evento in collaborazione alle associazioni regionali dell'AIS, dell'Asso Enology, di Slow Food e del comune di Gradisca di Sonzo. Novità di quest'anno, l'opportunità di partecipare alla manifestazione a tutte le aziende produttrici della regione. Sì, abbiamo innanzitutto voluto rilanciare questo premio della grande tradizione in Friuli Venezia Giulia qui a Gradisca. Ringrazio anche il sindaco e l'amministrazione comunale per l'aiuto. Le novità sono che il premio non riguarda solo il friulano, ma anche gli uvaggi, e che poi abbiamo voluto coinvolgere nella giudicazione del premio anche le guide e gli esperti da fuori regione, quindi per dare ancora più forza e valore al premio e anche un maggiore riconoscimento ai premiati. Tante presenze e tanta aspettativa per un premio che sta diventando di nuovo un premio importante e ambito. Sì, ci fa molto piacere l'emozione di chi ha ricevuto il premio oggi, leggerla nei loro occhi e anche nell'emozione delle loro parole, perché noi volevamo proprio questo, rendere omaggio alla grande tradizione delle nostre cantine, dei nostri produttori, dire siamo al vostro fianco nella promozione dei nostri vini, soprattutto all'estero, siamo orgogliosi del vostro lavoro, siamo orgogliosi del fatto che rappresentate l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia all'estero, ci rendete davvero orgogliosi di essere tutti cittadini della nostra regione.